destinata ad abbagliare alla luna. Stiamo per andare a votare a settembre. Una campagna elettorale in agosto non si è mai vista nella storia dell'Italia. Cosa ne pensa? E lei, essendo leghista di primo pelo, se mi passa il termine, voterà la lista Lega o la lista Zaia? No, io innanzitutto una elezione in periodo feriale e di festa e di bagordi eccetera non era nemmeno prevedibile, ma ormai bisogna abituarsi anche a queste situazioni che nascono dalla sera alla mattina. Io vi dico la verità che Luca Zaia è un mio pupillo, lo posso dire, è un gentiliniano, perché se non vincevo io nel 94 a Treviso la Lega non sarebbe nata. Io l'ho portata per 19 anni in tutto il mondo e accolgo ancora adesso i ringraziamenti del mio popolo. E quindi, siccome Zaia è l'unico che ha rifiutato come Gentilini qualsiasi lusinga politica, lui è radicato al territorio e quindi merita di essere premiato. Logicamente la Lega resta da parte, perché io ho sempre guardato l'uomo, ho sempre guardato quello che faceva l'uomo. Non mi interessa, io non ho mai ascoltato o seguito i dettami politici, io ho sempre guardato quello che era necessario fare per il popolo. E Zaia ha abbracciato proprio il Vangelo secondo Gentilini, che dice Dio, patria e famiglia, ordine, disciplina, rispetto delle leggi, prima gli altri e dopo gli altri. E quindi merita, e io lo dico a petti sverbi a tutti coloro che seguiranno questa intervista, votate Luca Zaia, perché io guardo l'uomo e non mi interessa proprio niente del partito, perché il partito è diventato romano e vuol dire la morte della nostra civiltà veneta. Io difendo il popolo veneto, la razza Piave, quella razza che ha portato l'Italia in tutto il mondo. Poi un'ultima domanda. Ai giovani, agli imprenditori, ai piccoli imprenditori, alle piccole aziende, alle grandi aziende, ai ristoranti, trattorie, ognuno delle nostre partite IVA, cosa diciamo? Un messaggio di speranza, un messaggio di ripartire, da dove devono ripartire? Io vi dico la verità che se voi aspettate i grandi aiuti dal governo, ragazzi, mettetevelo da parte, però dovete trovare in voi la carica di continuare, come hanno fatto i nostri vecchi, che sono andati all'estero o hanno impiantato le piccole aziende, le piccole attività che adesso, come sul Montello, sono a livello mondiale. Quindi ognuno di voi deve trovare in se stesso la forza di andare avanti e di creare il proprio futuro, non aspettarti quelle cose, quei piccoli versamenti di aiuto. No, ricordati che tu sei l'arbitro della vita, tu sei l'arbitro del futuro dei tuoi figli e dei tuoi nipoti. Ricordati, potranno venire gli aiuti, ma prima di tutto devi essere tu, con la tua forza, con la tua volontà, di creare il futuro del popolo italiano, ma particolarmente dei tuoi figli, dei tuoi nipoti e della razza Piave e del popolo veneto, perché il Veneto è la locomotiva d'Italia e resterà sempre la locomotiva. Ricordatevi che ha bisogno di carbone nero, sia chiaro, ecco, e vinceremo.